La linea professor Andrea Rognoni. Grazie Giulio Cesare, buona Padania, buona Menacchia e buona Italia a tutti. Oggi parliamo un po' di Agnus Dei, qui tolli peccata mundi, perché sto vicino alla Pasqua, in attesa tra l'altro di metterci in contatto con Paolo Gulisano, che voi conoscete oramai moltissimo anche attraverso le mie trasmissioni, ma lui è molto noto, molto famoso sia come medico che come scrittore, e questo fra pochi minuti. E su chi? Su Dino Buzzati, perché la cultura popolare ha masticato tantissimo oramai un uomo che da 50 anni non c'è più, ma che ha regalato attraverso le sue pagine tanti spunti per la cultura popolare, soprattutto del mondo alpino e dolomitico, ma non solo chiaramente, perché nei 60 racconti ha parlato di Milano, poi in tantissime altre realtà ha parlato di un mondo più vasto. Deserto dei Tartari potrebbe anche essere davvero in Mongolia. Ma intanto cominciamo a impostare il discorso su Agnus Dei, qui tolli peccata mundi. Siamo a quella Pasqua tanto attesa. Noi abbiamo già dedicato molte trasmissioni negli anni passati, sia in cultura padana che in cultura italiana, le abbiamo dedicati proprio alla Pasqua, la differenza fra Pasqua occidentale e Pasqua ebraica, alla base calendariale astronomica e della Pasqua. Abbiamo dedicato molto anche a quello che possono essere i riti pasquali per eccellenza, quindi non torniamo su questo aspetto e ci soffermiamo sul discorso simbolico, che peraltro corre molto parallelo al segno dell'Ariete in ambito astrologico e zodiacale. Infatti è evidente che quell'Agnus Dei, cui tolli peccata mundi, è anche l'Ariete, cioè il maschio della pecora, ed è un animale che si presta moltissimo al mondo anche di radice geografica. Pensate appunto al ruolo dei pascoli di ovini del mondo del Medio Oriente, appunto dove sorse questa religione che tutti riconosciamo come cristiana. Ma appunto il cuore vero del cristianesimo non è tanto nel Natale, secondo me, ma nella Pasqua, cioè il fatto appunto che secondo il messaggio cristiano, per chi ci crede, c'è proprio, come dire, il tentativo di far capire al mondo che qualcuno, evidentemente un'entità superiore, adesso addirittura per il mondo orientale sarebbe un avatar, ma lasciamo perdere questo discorso per adesso, ha deciso appunto di scendere sulla terra e farsi crocifiggere per riuscire a salvare, a redimere il mondo intero. Da qui la frase appunto in latino, famosissima, no? Agnus Dei, qui tolli peccata mundi. L'agnello di Dio, va bene, l'ariete di Dio che toglie tutti i peccati del mondo. Certamente è un peso enorme dal punto di vista teologico, si badi bene, perché? Perché i peccati sono tanti, c'è generalmente la tendenza sia a ripeterli, i peccati, in una forma recidiva che appunto Freud chiamava coazione a ripetere, non a caso Freud era poi di origine ebraica, ma anche e soprattutto di ampliarne la portata attraverso, secondo me, scelte sciagurate anche di tipo politico o metapolitico, che comportano evidentemente tutta una serie di questioni atte a contraddire i principi stessi di un sano cristianesimo. Ecco, non di un cristianesimo molto artefatto, ecco, che viene rappresentato oggi come oggi da un sistema ecclesiastico che così non riceve più quel consenso che aveva una volta. Ma al di là degli aspetti terreni che sono e transeunti, che sono sicuramente deplorevoli ma in qualche modo contingenti, noi dobbiamo ritornare alle radici di questo discorso, proprio come dire, cercando di ascoltare quello che ci dice anche addirittura l'astrologia classica in questo caso, e non celtica. Peraltro sull'astrologia celtica torneremo poi in un'altra puntata, però
dal punto di vista dell'astrologia classica proprio l'Ariete è quel maschio della pecora che agisce in termini molto istintivi, molto forti e diciamo d'acchito e distinto, portando però con sé una grande voglia di fare del bene agli altri, che è proprio l'essenza del cristianesimo, no? Ricorderete sempre appunto fede, speranza e carità. E dal punto di vista, diciamo così, positivo, costruttivo di questo segno, sempre tenuto conto, si badi bene, che quando parliamo di segno dell'Ariete parliamo solo del sole di una persona e non di tutti gli altri aspetti che potrebbero essere molto diversi, ma appunto questo segno solare è un segno che è predisposto appunto magari a testa bassa ad aiutare, a solidarizzare, a come dire, creare un ponte in senso buono e non stupidamente di bassa solidarietà, si intende pelosa, rispetto a chi soffre veramente. Ma attenzione, a chi soffre veramente. Perché, lasciatemelo dire, perché io non ce la faccio più a tenermi dentro questo rostro. Io non ho ancora sentito parlare negli altri vertici della Chiesa dei nostri vecchi, dei nostri poveri vecchi, stavo dicendo negli ospizi, nelle case di riposo, che vengono trattati male, che sono costretti a spendere un sacco, una barca di soldi. Ecco, allora lì verso di loro deve primariamente scattare quel senso arietino, quello slancio di bontà, di soccorso, di amore. Ecco, perché è sicuramente più facile amare chi sta lontano, perché non ne senti la puzza. E mi fermo qua. Ma l'Ariete è anche ovviamente molto di più, è il coraggio, la velocità. Moltissimi rappresentanti di corse ciclistiche, automobilistiche, motociclistiche hanno a che fare col segno dell'Ariete, e questo naturalmente ovviamente comporta dei rischi enormi, rischio di morte, mortalità, incidenti e quant'altro. Ma naturalmente non voglio adesso, siamo sotto Pasqua come sotto Natale, parlare di cose brutte, e parliamo soltanto di cose belle, certamente nella misura in cui il senso di sacrificio tipico dell'Agnus, dell'Ariete, viene ben simboleggiato, viene ben sintetizzato dalla figura del Cristo. Una figura che viene riconosciuta anche da altre religioni, che naturalmente non lo considerano il Dio più importante, ma comunque lo considerano appunto un avatar, come si è detto, oppure un profeta, o un altro personaggio molto importante comunque delle categorie celesti, in grado proprio di soccorrere non solo qualcuno o qualcosa, ma l'intera umanità. E da qui il segreto della Pasqua, perché adesso noi inizieremo una settimana detta santa, nella quale tra l'altro appunto vi ricordo Dante scese poi nell'inferno, purgatorio e paradiso, per il suo capolavoro La Divina Commedia, ma appunto questa settimana, con Giovedì Santo, Venerdì Santo, inizia con la Passione, quella che appunto Gibson portò con grande successo nel cinema con The Passion, e lì la passione è la sofferenza, che è il prezzo da pagare per riuscire a fare del bene. Non è che il bene si faccia ridendo, saltando di allegria. Il bene si fa con la sofferenza, il bene si fa soffrendo, il bene si fa rinunciando, il bene si fa regalando l'intera propria esistenza agli altri. E così è stato per la figura del Cristo, evidentemente, secondo appunto la teologia cristiana. Ecco Andrea, intanto ho provato a sentire di nuovo Paolo, ma per il momento ha sempre il telefono irraggiungibile. Naturalmente se da qui alle 9:10 riusciremo a raggiungerlo te lo passerò. Va bene. Quindi speriamo in bene per Paolo, sempre occupato, ecco, lui davvero nel fare del bene attraverso tutte le sue le sue prestazioni mediche, oltre tempo e oltre misura, alle quali appunto riesce a togliere un briciolo di tempo proprio per Radio Libertà,
perché ama molto Radio Libertà Paolo, e quindi vuole comunque partecipare. Se non è ancora in linea perché si è trovato in un impasse. Ma appunto, ritornando al discorso Agnus Dei qui tolli peccata mondi, cioè il togliere i peccati del mondo è un gesto naturalmente che pone la figura cristica in una dimensione alta. Non è un caso, anche dal punto di vista della rappresentazione evangelica, che ci troviamo sul Golgota, no? Sul monte Golgota. Cioè tutto il Calvario e la Passione non avviene a raso mare o un raso lago o in una fossa, ma avviene su un monte, appunto, perché su questo monte c'è una spiritualità più alta, dove la sofferenza ha un senso maggiore. E proprio Mel Gibson nella The Passion, andando a Matera, ecco, scelse la location giusta proprio perché individua un monte, una montagnetta, ma non ha importanza l'altezza, non è che debba essere l'Everest. Comunque un monte vicino a Matera, dove appunto rappresentò la scena classica, se vogliamo, che tutti conosciamo avendo letto la Bibbia, appunto della passione del Cristo stesso. Quindi versamento di sangue, soffocate grida, naturalmente dileggio da parte dei soldati romani, ovviamente uno stato di totale dolore, appunto, e quell'ultimo rantolo prima di morire che viene devoluto alla divinità massima, cioè al Padre che sta nei cieli, perché evidentemente si trattava, insomma, di rendere l'anima a Dio in funzione però appunto della salvezza dell'intera umanità. E poi non è finita, perché dopo la morte, ecco lì il senso della notte santa, ultima notte santa, e della resurrezione, cioè di un fatto che ci riconduce appunto dalla montagna verso il cielo, ci riconduce in un cielo che è il tipico cielo cristiano, dove evidentemente appunto una voce più forte delle altre, che è quella della massima divinità unica riconosciuta, appunto è in grado di riassumere in sé nuovamente quella che è un'emanazione sua. Quindi poi naturalmente con la resurrezione inizia anche calendaristicamente un periodo che non è più vincolato a comportamenti specifici come quelli della Quaresima, eccetera. Sono cose che voi sapete molto meglio di me, non ve le sto a ripetere stupidamente, no, proprio perché non voglio imperversare da questo punto di vista. Sempre importante appunto come il segno dell'Ariete, Agnus, è anche il segno che inizia tutta la categoria dello zodiaco, e quindi imposta un ciclo materiale. In effetti, dopo la risurrezione, ecco nascere nei campi, anche nei campi del Medio Oriente, ma poi i campi dell'Occidente, dove volete cristiano, nascere appunto quelli che sono i fiori veri e propri, tipici di aprile-maggio, poi abbiamo i frutti, abbiamo la piena vegetazione che è tipica dell'estate, il grano maturo, eccetera, eccetera, eccetera. No? Tutto questo ci riporta a segni zodiacali come il Toro, che è molto materiale nel senso buono, cioè proprio legato proprio alla produzione, alla inseminazione e alla conservazione della specie, e dopo ancora i Gemelli, Cancro, Leone, eccetera, eccetera, eccetera. Poi noi li esamineremo comunque segno dopo segno, volta per volta, stavolta sempre facendo un parallelo anche con i segni che sono flordiacale, che appunto sono quelli del mondo celtico. Però appunto questo agnello che ha anche mangiato, attenzione, il pasto sacro. Il pasto è sempre un pasto sacro, perché, attenzione, in tutte le religioni del mondo, e quindi anche nel cristianesimo, si mangia la divinità. E non è soltanto un discorso legato certamente da quella che viene poi catalogata come ostia in senso liturgico, ma anche poi quello che poi
specialmente nell'Italia centrale, però poi in realtà in tutta Italia, in altre zone d'Europa di sicuro, specialmente mediterranee, non solo europee, appunto mangiando l'agnello, quello che volgarmente a Roma, ma qui ci vorrebbe davvero Gemma Gaetani a parlarcene, viene chiamato l'abbacchio, e via dicendo, in modo appunto che ci sia un rapporto di pasto sacro, proprio dove si consumi in qualche modo quella divinità che è stata celebrata. Non è poi dobbiamo capire che sul piano antropologico, ma anche teologico, sul piano quindi teoantropologico, non è una dissacrazione, non è una blasfemia, non è uno stato di bestemmia e di insubordinazione alla divinità, quella appunto di mangiarne la carne, perché è invece appunto una forma di offerta più alta, appunto. Una volta, va bene, gli agnelli si sacrificavano in termini appunto di offerta sull'altare, eccetera, eccetera, in un mondo pre-cristiano o paleocristiano che fosse. Adesso ovviamente si mangiano proprio perché il pasto, tra virgolette, sacro deve ingurgitare appunto qualcosa che ha a che fare con la stessa divinità. Queste sono cose spiegate in tantissimi libri di antropologia, di folklore, di tradizioni popolari, che la nostra trasmissione non può non rilanciare, e che evidentemente un pensiero unico mondialista vede come qualcosa di orribile che va distrutto, no? Appunto, sono convinto appunto che il pensiero unico mondiale sarebbe veramente felice se noi non mangiassimo più l'agnello e cominciassimo a mangiare appunto dei cibi surrogati, un po' impastati di insetti, e poi che so altro di qualsiasi altra realtà di varia natura, organica o inorganica, chimica diciamo transumanica, transgenica, che però non sia appunto il famoso agnello. È proprio quasi un atteggiamento, se mi permettete, diabolico, perché proprio c'è una voglia di allontanarsi attraverso questo pensiero unico che schiaccia il folklore, che dà un calcio nel sederino della cultura popolare, e vuole appunto distruggere tutta la divinità, tutto quello che è divino, tutto quello che è sacro, sia in Occidente che in Oriente, naturalmente. Questo quindi è valido per tutte le religioni che resistono e devono resistere nella loro specificità. Islamismo, ebraismo, buddismo, confucianesimo, eccetera, devono resistere proprio a questo pensiero mondiale che invece appunto le vuole effettivamente distruggere. Quindi abbiamo detto questo gusto dell'agnello, proprio un gusto particolare anche appunto come palato, su quale adesso non stiamo a disquisire proprio perché non abbiamo le qualità dei gastronomi, ma che sicuramente ci riconduce tutte le volte proprio al fatto davvero di celebrare la Pasqua, perché la Pasqua non è una cosa che non si celebra, la Pasqua va celebrata, è un rito, il rito è la traduzione terrena di un mito. Il mito in questo caso è quello di Gesù, e al quale i cristiani credono, e quindi il rito è quello del manducare l'agnello che toglie i peccati del mondo, naturalmente. È la famosa professoressa appunto Marconi aveva questo concetto della magia di contatto, la Momolina Marconi, che ha insegnato per tanti anni all'Università Statale di Milano, è stata naturalmente anche una mia docente, perché ho dato un esame fatidico, no? Parlando di magia di contatto, ella esaminava tutte le religioni e vi trovava in tutte, compreso il cristianesimo, appunto questa magia di contatto che permette appunto di cibarsi della stessa divinità. Sono cose che non devono farci scandalizzare se noi crediamo che il pensiero umano sia anche e non solo un pensiero effettivamente sacro. Sono tutte cose che ci dobbiamo ricordare,
così, specialmente nella seconda e ultima parte della nostra esistenza, se vogliamo ancora in qualche modo dare un senso all'esistenza. Se pensiamo invece che l'esistenza sia fatta soltanto di magnifici esercizi ginnastici, appunto, o di footing, o di turismo fine a se stesso, o di sesso praticato anche in forma orgiastica, allora è ovvio che lasciamo perdere, non parliamo di queste cose che non hanno evidentemente nessun senso. Ma se crediamo invece che in qualche modo il nostro corpo fisico sia assecondato anche da un corpo astrale e da un corpo spirituale, nei quali prima o poi entreremo, no? È evidente che noi dobbiamo avere a che fare anche con questo discorso, che è un discorso genuinamente sacro, appunto, che si ricollega certamente a dei marchi simbolici universali, perché comunque è vero che l'Agnus Dei è simbolo del cristianesimo, ma è anche vero che l'agnello è conosciuto in tutto il mondo. Non è un personaggio zoologico sconosciuto, naturalmente, in quasi tutto, perché poi naturalmente dipende anche dal clima e da certe scelte che vengono fatte di agricoltura e di allevamento. Qui io vi consiglio sempre un libro, mamma mia, mai abbastanza citato, che è Razze e popoli della terra, di Biasutti. Biasutti, oramai quasi 100 anni fa, scrisse questo libro che è diventata un'enciclopedia proprio dei comportamenti etnici, culturali, ergologici, religiosi di tutte le etnie mondiali. E appunto lui aveva la capacità, questo grandissimo friulano, mai abbastanza citato e lodato, di riuscire a descrivere, ecco, proprio tutte queste attitudini mentali e fisiche, appunto, che comprovavano le varie credenze che esistevano effettivamente nel mondo. Poi l'antropologia è anche l'antropologia fisica, come sono fatte le varie etnie, quali sono le malattie specifiche delle etnie. È un argomento interessantissimo che ovviamente, signori, il pensiero unico considera superato, odioso, non più praticabile nelle scuole. Per carità, ci mancherebbe altro, ma attenzione, perché sotto traccia certe cose poi rimangono per un certo tempo e poi possono rinascere e possono ridare fiato effettivamente a quelle che sono ulteriori intuizioni in un determinato campo che sicuramente rimane molto importante. Poi, per carità, io sono aperto comunque alle scienze umane contemporanee, la psicoanalisi. Nelle nostre trasmissioni, nelle mie trasmissioni ne ho parlato sempre tantissimo, Jung, Freud, Adler, alla psicanalisi, appunto all'antropologia più di tipo culturale o economica, al discorso della sociologia. Anche la sociologia è sicuramente appassionante, tra l'altro è stata anche rivalutata oggi proprio nei momenti della pandemia da studiosi che prima non ne capivano l'importanza e l'essenza. Per carità, sono tutte delle realtà di grandissima importanza che devono essere studiate, coltivate tutti i giorni. Però non dobbiamo mai dimenticare che la base di tutte le scienze umane rimane l'antropologia, perché attraverso l'antropologia noi studiamo, lo dice la parola stessa, le caratteristiche di fondo dell'essere umano, in quanto specie, ma in quanto anche etnie sacrosante che devono essere studiate tutte nelle loro specifiche caratteristiche. Lo so che il meticismo vuole arrivare a un'unica grande etnia meticcia, no? Dove tutti sono uguali, hanno la stessa faccia, le stesse labbra, lo stesso sederino, lo stesso pistolino, le stesse gambe dello stesso colore. Si vuole arrivare a questo. Ma no passaran, signori, ricordatevi queste parole che vengono fuori dal cuore di Radio Libertà. No? Ecco Andrea, ti fermo solo un minuto per la pubblicità.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica, ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà. Eccoci alla seconda parte di Cultura Popolare Italiana, ridiamo la linea al professor Andrea Rognoni. Eccoci qua. Allora, intanto comunque probabilmente si è creato, non è la prima volta, un problema legato al lavoro molto faticoso del dottor Paolo. Allora parliamo noi di Buzzati e certo cambiamo argomento, perché poi le nostre trasmissioni sono sempre un po' una vetrina di tanti argomenti diversi, ma sempre qui sullo sfondo popolare. Allora, Dino Buzzati. Chi è Dino Buzzati? Dino Buzzati è uno dei più grandi scrittori in lingua italiana degli ultimi 100 anni. Lui era nato a Belluno, aveva frequentato il mondo dolomitico, meraviglioso, fantastico. Ecco, proprio fin da bambino l'ascensione, perché era anche un po' mezzo alpinista, l'ascensione e le escursioni in alta montagna, la capacità di colloquiare con quelli che sono proprio quasi le presenze spirituali tipiche dell'alta montagna, avevano preparato in lui una grande sensibilità, che egli fin dagli anni 30-40 aveva messo in moto attraverso dei libri che sono diventati famosissimi. Parliamo soprattutto del deserto dei Tartari, che dei primi anni 40. Cosa ci racconta il deserto dei Tartari? Ci racconta di un reggimento, presumibilmente di origine appunto comunque italiana, che va a presidiare una zona semidesertica, presumibilmente a sfondo eurasiatico o asiatico, appunto, dove c'è un palazzo, un castello, una caserma, appunto, e lì un determinato tenente, appunto, dà degli ordini assieme ad altri ufficiali, ovviamente, su che cosa? Sul fatto che prima o poi arriveranno i tartari, prima o poi arriverà questa popolazione di estremo oriente, appunto, che potrebbe in qualche modo distruggere la stessa armata preparata a difendersi, potrebbe portare la morte, potrebbe in qualche modo paradossalmente dare un senso a quell'impresa. Ma nonostante alcuni avvistamenti, i tartari non arrivano. Da qui il fascino straordinario del capolavoro di Dino Buzzati, che sapeva creare nelle sue pagine, appunto, un tale atmosfera di attesa, di spasmo, di suspense, appunto, che il lettore rimaneva completamente coinvolto. Il deserto dei Tartari è una delle opere più alte, più coinvolgenti, più stravolgenti mai scritte da mano umana, e quindi è anche un forte significato esistenziale. Perché è un po' la metafora della vita. Che cos'è la nostra vita se non un'attesa dalla morte? Noi attendiamo, certamente non è che non viviamo nella misura in cui ci è stato assegnato un determinato compito, una certa determinata missione, il lavoro di ciascuno di noi, il modo di essere, di vivere la famiglia e compagnia bella. Però naturalmente sappiamo che prima o poi dovrà arrivare quella, e dobbiamo anche prepararci a quella roba lì che viene chiamata morte, che potrebbe non essere la fine, ma qualcosa d'altro, un nuovo inizio. E però naturalmente tutto viene modulato anche in senso psicanalitico su questa attesa spasmodica, appunto, di qualcosa che però alla fine non arriva. Ma perché non arriva? Non arriva perché ci abbiamo pensato troppo in qualche modo, no? Non arriva perché siamo coinvolti troppo paradossalmente nella vita, nel vivere, no? E quindi nel non volere lasciare questa vita che immaginiamo sempre fatta di agi, di piaceri,
se non di vizi, appunto, noi alla fine ci dimentichiamo davvero della morte. E magari la morte poi arriva davvero dopo che noi siamo scappati, dopo che in qualche modo il reggimento è tornato indietro, perché aveva pensato che non ci fosse più nessun motivo di star lì a presidiare qualcosa. C'è anche un significato cristiano nel capolavoro di Dino Buzzati, non dimentichiamolo mai. È un autore complesso e profondo, che poi, come sapete, ha scritto tantissime cose, ma è diventato anche giornalista, negli ultimi anni giornalista del Giornale, del Corriere, prima e poi del Giornale, poi appunto ha vissuto tante realtà anche pittoriche, è stato anche un pittore, è stato un uomo certo prematuramente poi appunto passato a miglior vita, ma sicuramente portatore di una visione che era legata alle sue Dolomiti. E qui viene in mente Il segreto del Bosco Vecchio, che è un'opera che è stata letta soprattutto a livello ecologico ambientale, giusto, sacrosanto naturalmente. Il Bosco Vecchio non va tagliato, il Bosco Vecchio non può essere tagliato, perché rappresenta il sacro, perché rappresenta Dio, perché rappresenta quella natura profonda con la quale noi siamo in un contatto impalpabile ma necessario e vorticoso, e che lui viveva anche se poi stava negli ultimi 20 anni a Milano, e viveva anche la vita milanese in tutto il suo turbinio. Pensate che in 60 racconti c'è anche un racconto, la raccolta dei suoi racconti, c'è anche un racconto in cui vengono previste le Twin Towers. Ma vi rendete conto? Cioè viene previsto un assalto dal cielo che distrugge i grattacieli, i monumenti milanesi. E questo avverrà realmente forse con Fasulo nel 2002, ecco, dopo 40 anni dalla morte del Buzzati, ma avvenuto in una città diversa come New York, molto più grande certamente, attraverso le Twin Towers. Quindi un senso di fatto, di destino tragico che il mondo tecnologico avanzato ha drasticamente portato fino alle estreme conseguenze. Questo lui l'aveva intuito, perché non che fosse un conservatore in senso lato, era fondamentalmente un liberale di gusto e di orientamento, però sapeva benissimo appunto che non puoi distruggere completamente la natura, non puoi distruggere completamente la civiltà, non puoi distruggere completamente le tradizioni, perché prima o poi tutto questo lo paghi. E ritorniamo al discorso di 10. Ecco, Andrea, siamo riusciti a raggiungere Paolo Gurisano. Benissimo, allora Paolo, eccoci qua, redivivo. Sì. Allora Paolo, stavo parlando di Buzzati, avevo già un po' spiegato il deserto dei Tartari e siamo arrivati proprio ai 60 racconti e al segreto del Bosco Vecchio. Tu hai fatto degli studi perché ti ha interessato sicuramente moltissimo questo autore, come tantissimi altri autori di cui abbiamo già parlato e di cui parleremo. Allora vogliamo un po', perché io ho già introdotto il personaggio perché avevo paura che poi tu non ce la facevi, oberato dai tuoi 1000 impegni professionali. Ad ogni modo Paolo, vuoi parlarci del segreto del Bosco Vecchio a questo punto? Ecco, sì. Pronto? Eccomi qua. Allora ci sono, tanto mi scuso per questo inconveniente, cioè non è dipeso da me ma dal telefono che non funzionava più, anche in tempi di grande tecnologia. Allora, il segreto del Bosco Vecchio è questo secondo libro di Buzzati, scritto negli anni 30, all'inizio degli anni 30, quando potremmo dire intorno a Buzzati c'era il clima del fascismo imperante. Buzzati viveva a Milano, cronista del Corriere della Sera, quindi un po' di malavita malavitosa milanese, un po' di cronache spicciole, ma il suo cuore e la sua fantasia erano ancora tra le sue Dolomiti, le Dolomiti che tanto amava. E quindi fa un romanzo assolutamente, come dire, atipico anche per quel momento. La letteratura, anche la letteratura diciamo così amata dal regime, era anche di una certa retorica e così via, patriottarda, nazionalista, littoria, eccetera. Invece lui parla di un mondo incantato,
parla di una valle alpina, la valle di Fondo. Tra l'altro Fondo è un paese che esiste veramente in Alta Val di Non, però questo romanzo è qualcosa che, insomma, ci sono nomi, luoghi, ma trascende tutto questo. C'è magia, c'è qualche cosa. Se Buzzati fosse vissuto probabilmente in Inghilterra, sarebbe stato amico di Tolkien. Da una parte Tolkien avrebbe scritto Il Signore degli Anelli e lui il segreto del Bosco Vecchio, sarebbe stata considerata letteratura fantastica. Qui invece allora il pubblico accorda un grande successo a questo libro, però la critica la considera così, una stravaganza di un giornalista, di un bravo cronista, eccetera, ma una stravaganza. Non riescono a catalogarla come una cosa per bambini, anche se ci sono i folletti, il vento, che è una creatura vivente, eccetera, quindi una stravaganza. E invece in realtà davvero è una grande letteratura. È una letteratura simbolica, così come appunto è simbolico il raccontare di Tolkien, l'abbiamo detto quando abbiamo fatto la nostra prima puntata dedicata al cinquantenario. È una letteratura simbolica, è una letteratura che parla al cuore, è una fiaba per adulti, ma nel senso di persone già grandi ma che ancora vogliono sognare. Ed è anche appunto un racconto che parla della natura. La natura come un qualche cosa di vivo, appunto in un tempo in cui già prevaleva l'urbanizzazione e anche nei romanzi, le collocazioni urbane, eccetera. Lino Buzzati ci riporta con la fantasia e col cuore agli scenari appunto dei boschi, alle leggende, alle tradizioni anche appunto delle terre dolomitiche. Certamente. Quindi poi noi sappiamo che è stato tratto anche un film con Paolo Villaggio, un Paolo Villaggio che si trasforma, diciamo, da Fantozzi Fracchia in un personaggio un po' vicino a questa sensibilità che tu hai effettivamente trattato. Questo perché comunque nelle Dolomiti, l'ho detto prima io 10 minuti fa, nelle Dolomiti o nel Trentino, lui trovava proprio una linfa vitale, il nostro Buzzati, no? Una linfa vitale di ordine quasi spirituale che lo apparenta sicuramente a tantissimi altri che hanno usato la chiave della natura per parlarci di tutto questo. Questo poi non toglie, intendiamoci, che lui in età ancora più avanzata scriverà un libro, Un amore, sorprendente, dove cercherà di affrontare anche la natura di un amore diciamo da parte di un uomo anziano nei confronti di una ragazza, piuttosto anomalo naturalmente, che qualcuno ha detto poi realmente è stato vissuto da lui, ma che ci dimostra che in fondo nella sua mente c'era una capacità di accordarsi con tantissime altre realtà, insomma, che non erano soltanto quello. C'è il mistero, la magia. E come dei 60 racconti, tu cosa ne pensi, Paolo? Sì, anche qua è allora intanto diciamo subito che Buzzati è un eclettico e mi piace perché allora anche tu e io Andrea siamo degli eclettici e l'eclettismo non è un di meno, io credo. Molto spesso viene usata questa categoria per dire vabbè, insomma è un dilettante, si occupa di tante cose. Buzzati si occupò di tante cose, però se ne occupava bene, infatti faceva il cronista di Nera, perfino il cronista sportivo, seguiva il Giro d'Italia e quant'altro, scriveva per la Domenica del Corriere, che era questo famoso supplemento settimanale del Corriere, eccetera. E poi appunto anche in ambito letterario affronta più generi. Il giallo, è un grande giallista, tu l'hai detto probabilmente prima, spazia appunto dal racconto fantastico, quasi fantasy all'inglese, per passare a un racconto surreale, o meglio, surreale nel senso che proprio supera il reale, carico di simbolismi come il deserto dei Tartari, e poi i racconti del mistero, e poi infine questi 60 racconti che sono racconti di vita quotidiana, e quindi dove viene fuori alla fine anche il
l'uomo, il giornalista di razza, l'inviato, eccetera, che ha toccato con mano la realtà in tanti suoi aspetti, in tante sue manifestazioni, in tante sue sfaccettature. Buzzati davvero interpreta la realtà come pochi altri scrittori l'hanno fatto. Io non so se si capisce, amo molto Buzzati. Recentemente, probabilmente forse l'avrei già detto prima Andrea, quando non ero collegato, ho scritto anche un lungo articolo sulla figura di Buzzati, proprio perché credo che un po' è stato dimenticato, non se ne parla più. Un tempo lo si faceva leggere, ma magari nelle scuole medie, i ragazzi, prendendo anche un'altra opera abbastanza celebre, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, Sì. questo titolo surreale, ma questa surrealità che supera appunto il reale per farci pensare, per aprirci gli occhi sulla quotidianità, e poi alla fine lui sulla quotidianità ci butta come lo sguardo appunto nei racconti gialli, nei racconti dei 60 racconti, sono queste come delle novelle, ecco, sono piacevolissime la lettura. Io trovo che pochi scrittori italiani del Novecento abbiano saputo raccontare così bene, in maniera anche così avvincente, tra l'altro cimentandosi anche col genere non proprio, come dire, anche qua valutato dai critici, che è il racconto breve, quindi la raccolta di racconti. Anche qua diciamo che Buzzati non gliene importava un fico secco magari della critica, no? Non entrò così nel novero dei grandi, Calvino, eccetera, eccetera, ma secondo me, parere personale, scriveva meglio di loro, scriveva meglio di Calvino, scriveva meglio, forse Pavese no, perché anche qua parliamo di un altro grande, però, ripeto, secondo me Buzzati andava anche controcorrente, no? Sceglieva queste tipologie di racconti un po' appunto anomale, fuori dai generi, non catalogabile, e poi appunto questi i racconti brevi che molto spesso non sono graditi alla critica ufficiale, all'establishment, perché sembrano un minus, un di meno, e invece Buzzati era davvero un maestro, possiamo dire che è stato un maestro del racconto breve. Certo, purtroppo Paolo, il fatto che siamo messi un po' in ritardo mi impedisce di proseguire, perché ho anche da dire, come era nel programma del promo, altre piccole cose prima della fine. Comunque, grazie della tua preziosissima collaborazione per questo focus appunto su Buzzati. Leggete, andate a rileggere, le opere sono nei meridiani della Mondadori, poi ci sono tantissime altre cose, ecco, sono passati 50 anni in pratica dalla sua morte, ma la eco che ha avuto tutta l'opera buzzatiana è enorme, anche a livello appunto, abbiamo detto, di cinema, di fotografia, di arte, eccetera. Allora, grazie, scusa, ma dobbiamo chiudere questa tua intervista. Grazie. Ci sentiamo Paolo, ciao, un abbraccio. Ecco, allora io ho una strenna da proporvi, che è un libro da comprare per Pasqua, che è L'arte della preistoria di Einaudi Edizioni. Costa, non vi dico quanto costa, ma costa, però è da regalare proprio a chi volete veramente bene, perché un'opera del genere non era uscita mai in Italia. Delle edizioni Einaudi c'è un apparato fotografico eccezionale, specialmente sulla preistoria, ovviamente dalle Alpi alla Sicilia, poi c'è una descrizione dei massimi esperti archeologi del mondo preistorico, ma soprattutto fa capire, stiamo parlando dell'arte della preistoria, e Einaudi Edizioni fa capire che già gli uomini preistorici avevano intuito il senso ultimo della vita, di cui parlavamo a proposito del cristianesimo, e non solo, ovviamente non avevano delle interpretazioni di tipo cristiano, avevano di tipo pre-cristiano, che però sono sacre e sono importanti, a misura in cui era già arte, ed era arte di altissimo livello. Noi ci hanno educato all'idea che i preistorici fossero dei bru-bru, no? Dei baluba, come si dicevano, dei baluba. No, i preistorici sapevano già fare dell'arte meravigliosa,
quindi dovete correre in libreria, e anche se costa un po', vi preavverte, il vostro portafoglio potrebbe risentirne, ma è un atto di sofferenza dovuta per la bellezza dell'opera, ecco, l'arte della preistoria in audio edizioni autori vari. Invece ho da rispondere ad un WhatsApp che mi era arrivato da Gianni da Genova, perché si riferiva a quanto avevo detto nella mia trasmissione di sabato. Lui mi scrive: Gianni, caro prof, vorrei sapere cosa ne pensa sui famosi saggi del CLEP, a partire da Amato, Finocchiaro, Bassanini, Visco, non certamente noti fino ad oggi di essere dei Carlo Cattaneo, precedentemente sicuramente non paragonabile a Gianfranco Miglio, e dice: non ho capito come il ministro nelle compagnie di questi cosiddetti saggi stia operando, forse sono intervenuti i famosi vincoli esterni eccetera eccetera, e quindi per magari mettere tutto sul binario morto. Grazie per la risposta, Gianni da Genova. Allora, Gianni, non è materia di oggi, ma questo sono costretto a risponderti oggi, e spero che se tu non ascolti qualcuno te lo dica, perché poi sabato c'è da parlare di Picasso, poi devo introdurre un altro scrittore straordinario, il tempo è quello che è. Secondo me c'è un fatto da dire: quando tu in Italia vuoi introdurre il federalismo, che lo introduca da nord o da sud, insomma vuoi trasformare la realtà in un'Italia federale, non puoi dire: vi propongo qualcosa di completamente alternativo a quello che c'è stato. Devi entrare a compromesso, caro Gianni, con la realtà preesistente, che è fatta di persone che si sono un pochino interessate di federalismo, come Amato, e stiamo parlando ovviamente del dottor Sottile, no? Del mitico dottor Sottile, come Amato, e lo stesso Bassanini, no? Tutta gente evidentemente che aveva a che fare con una realtà delle piccole patrie, della distribuzione amministrativa e di quant'altro. Quindi cioè, questo è l'arte della politica, si chiama arte della politica, no? Ars politicandi. Cioè, tu non puoi andare giù con un piede da elefante in una cristalleria, e devi entrare in compromesso con queste determinate realtà preesistenti, per riuscire a dialogare con esse e a poco far accettare le nostre care, amatissime, grandissime idee federalistiche, per le quali abbiamo combattuto un'intera esistenza, tu e io, caro Gianni, in forme diverse, non ha importanza. Io ho scritto anche il pensiero leghista, dove parlo diffusamente del federalismo. E quindi mi raccomando, bisogna soltanto avere pazienza. Io non sono un politico, sono un pensatore, ma sicuramente so che un politico del calibro enorme e dell'esperienza eccezionale del ministro Calderoli sa quello che fa. Quindi bisogna soltanto avere fiducia e pazienza, caro Gianni, per riuscire ad arrivare a risolvere questi benedetti annosi problemi. So che tu sei preoccupato, naturalmente, perché pensi che tutto rischia, insomma, di andare a carte 48, come si suol dire, però bisogna capirla, la politica è complessa, estremamente complessa, e quindi noi non possiamo che avere effettivamente una certa pazienza. Certamente sono convinto che chi parte dal discorso leghista ha già tantissime idee da offrire, e saranno offerte sul piatto dei compartecipanti a questo gruppo, che sicuramente sarà in grado alla fine di partorire delle cose estremamente importanti e estremamente interessanti. Bisogna soltanto avere pazienza, e quindi davvero armiamoci di questa fiducia nei confronti anche dei nostri rappresentanti. Effettivamente, no, nessuno sta dicendo che non abbiano mai sbagliato, ma di errori la Lega ne ha fatti tantissimi, ma non è questo il punto. È un processo lento, graduale, abbiamo tantissimi nemici in Italia, in Europa e nel mondo, che dobbiamo riuscire a combattere astutamente, con una strategia adeguata. Ecco, quindi attenzione, andiamo avanti e vedremo che i nostri sforzi saranno premiati. Ecco, io mi sembra di poter per adesso fermarmi qui,
Mi sono arrivate peraltro anche altre mail che riguardavano il discorso della Francia. Per esempio, non sto a citare adesso tutti i nomi dei lettori di queste missive, però qualcuno appunto ci lamentava sul fatto appunto che, per esempio, quella parte bianca del tricolore, che poi del tricolore francese viene riportato anche del tricolore italiano, è una parte oramai minoritaria, cattolica, certamente, lo sappiamo, lo parlavo anche all'inizio della trasmissione. Sia in Francia che in Italia il mondo cattolico sta scomparendo, sta diventando minoritario. Questo è tutto molto triste, ma appunto perché lo sto dicendo? Perché questo è un modo di combattere quegli agenti centralisti, dittatoriali, mondialisti, alla Macron, per dire la Francia, che stanno impedendo veramente il progresso dei nostri cari amati popoli, che, parliamoci chiaro, sono anche davvero più che cugini fratelli, se pensiamo che moltissime lingue che si parlano al nord Italia sono simili, molto simili alle lingue che si parlano nel sud della Francia, alle famose lingue DOC. Quindi non dimentichiamoci mai di questo fatto, perché sennò appunto perdiamo un po' il senso di un rapporto che deve rimanere comunque costruttivo e dialogante fra Francia e Italia, ecco, al di là poi delle differenze che ci sono e di come, vi dicevo sabato, il centralismo francese abbia operato in modo davvero di distruggere le periferie. Ecco, io mi fermo qui per oggi. Naturalmente vi auguro già una Santa Pasqua, però vi rimando alla già citata trasmissione di sabato, quando, oltre i 50 anni di Picasso, della morte, cercheremo di capire perché ha avuto un ruolo tanto importante nell'arte Picasso, ci sarà anche davvero un intervento importante che riguarda la città di Monza, da parte di uno scrittore che sta ottenendo grande successo. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato